Bello Gisella, il titolo dillo tu. Lo dico io, Don't Tell Me Lies. Ah, che bello, detto da lei, un'altra cosa. Senti, ma che bello questo video, ma dove l'avete girato? Bussana Vecchia, un paesino vicino a Sanremo. Ma ci sono passata io. Ma sì? Per caso, però è mi ha bellissimo colpito il questo nome paesino, sì. e poi molto molto bello. I pittori, ceramisti, è molto artistico. Bello. È fantastico come posto. E come mai questa scelta? Il regista Alessandro Rota, che è giovanissimo, mi ha indicato questo posto, questa location, perché era veramente molto artistico. Molto particolare. Poi abbiamo usato questa macchina antica, classica, tra i prati. Veramente è stata una bella giornata. Secondo me ha fatto una scelta giusta perché sicuramente anche lui ti conosce molto bene e rispecchia... Sì, è vero. La tua arte, il tuo modo di essere artista, è vero? È vero, sì, te tutta però tu quando torni in Italia mi devi far conoscere i tuoi genitori perché adesso mi hai creato questa curiosità di questi genitori straordinari. Senti, sei anche autrice tra l'altro dei tuoi brani. Io sono cantautrice. Non solo canta, Gisella, io sono cantautrice e questo album, che sono 12 tracce, ho messo anche I Feel Good dentro perché tante persone mi hanno chiesto in questi anni. E certo, è bellissima. È diciamo il mio cavallo di battaglia, se vogliamo. Ho scritto anche insieme il secondo singolo, che è Good Morning Happiness, insieme alla Laura Pausini. E infatti, esatto. Cheope e Antonio Galbiati, che sono degli autori. Beh, la Laura Pausini la conoscete tutti quanti nel mondo. Senti, com'è lavorare con Laura? Io la trovo una donna straordinaria. Guarda, io non ho avuto l'opportunità personalmente, soltanto editorialmente abbiamo fatto questo scambio, che è stata molto carina. Molto gentile, è stato un onore veramente. È verace, a me mi dà la sensazione che Laura, io l'ho incontrata un paio di volte, la trovo molto una grande professionista, attentissima, però verace. Molto verace, molto determinata. Come la sua regione d'altronde, perché è straordinaria. Ma è bravissima. Non so mai se è emiliana o romagnola. Romagnola. Scusatemi, da stare Emilia Romagnola. Una cosa, Romagnola, nel senso, però è vero, però ci tengono a fare questa distinzione. Certo. Secondo te oggi le donne cantautrici ci sono o sono sempre di più gli uomini? E vengono anche messe in risalto oppure no? Ci sono tanti cantautrici, purtroppo credo che è un mondo di uomini nella musica. Ma è vero? Non solo nella musica, oserei dire. Brava, diciamo no, nel mondo lavorativo, ok, ci sono degli uomini, ma ci sono anche delle donne molto forti, molto toste, se posso dire, manageriali, nel top management. Credo che ci siano i dirigenti veramente brave, però nella musica, chiaramente in tutti questi anni ho trovato sempre produttori maschili. In questo album io ho voluto produrre questo album. Certo. Scegliendo i miei arrangiatori, scegliendo collaboratori. Anche perché magari se lo faceva qualcun altro non avrebbe forse rispettato il mio carattere, il tuo carattere, la mia personalità, i tuoi sogni, perché il produttore tende sempre a vedere solo il lato commerciale, solo il lato... Sì, che poi aiuta chiaramente le vendite. Magari questo disco non vendo, magari non farà il boom number one, però tu ne sei soddisfatta. Sono molto soddisfatta perché rispecchia questa mia personalità di mix culturale anche, italiano-inglese. Infatti ci sono tanti pezzi che sono in inglese, però c'è il mix di questo italiano-inglese che è sempre stata c'è differenza tra il mondo dello vita. spettacolo, in questo caso della musica, a livello di produttori, eccetera, tra l'Italia e l'Australia? Io ho sempre trovato un produttore maschio. No, ma non solo a livello maschile o femminile, a livello anche di facilità, diciamo, è più facile, è più difficile. Perché in Italia a livello musicale adesso tanti giovani dicono che è molto difficile. È molto difficile trovare i canali giusti, come arrivarci. In questi anni, chiaramente vivendo qui di più, se ritorno in Australia spesso, ma vivendo qui, conoscendo le persone dell'ambiente, sia produttori, musicisti, riesci a vedere e conoscere le persone giuste, fra virgolette. Certo. Secondo me i ragazzi oggi non hanno quella possibilità come fanno all'estero di lavorare live nei clubs dove i produttori vanno per vedere, a sentire se scoprono qualche talento. Vanno a vedere solista, vanno a vedere questi ragazzi che vogliono veramente fare qualcosa discograficamente,
ma è durissimo, devono andare in questi talent shows, che io credo, io nasco da una talent show, allora non posso dire che non possono aiutare la carriera di un artista, anzi, in Australia mi ha aiutato tantissimo, mi ha fatto fare tante cose. Però secondo me c'è differenza anche tra i talent show che si fanno in America, in Australia o ovunque si sia che in Italia, secondo me c'è una differenza. Per esempio c'è Australian Idol in Australia, come American Idol, e escono fuori delle voci straordinarie, strepitose, che veramente poi fanno classifica, però nel proprio paese, perché in Australia per esempio Guy Sebastian, che ha vinto questo concorso di X Factor, o penso Australian Idol, scusate, ha superato tutte le classifiche, number one, perché è stato veramente una cosa promozionale quello, un però gancio. Era anche bravo secondo te? Anzi, volevo dire bravissimo. Però diciamo c'è talmente tanta forza a livello di promozioni, a livello di stampa. Sì, è tutto mirato per far uscire un artista però che abbia un target per le vendite, per l'audience. Certo. Sono tantissimi a livello più commerciale, diciamocelo. Sì, ecco. Sono tantissimi meccanismi che poi poi sono noiosi penso per le persone normali, ma dietro le quinte è questo che si fa. Per un produttore. Poi io penso che se uno ha talento, ha voce, magari come è successo anche a tanti nostri cantanti italiani che magari hanno dovuto esordire, tra virgolette, con pezzi che non erano proprio loro, che non si sentivano, poi al momento che sono diventate le grandi star, adesso faccio dei nomi straconosciuti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Vasco Rossi, Zucchero, eccetera, finalmente hanno deciso di autoprodursi, di fare i dischi che volevano loro e alla fine sono diventati ancora di più grande, maggior successo perché hanno finalmente potuto dimostrare. L'artista proprio riesce a capire il meccanismo, come si lavora, i diversi passaggi. Allora, se lo possono fare gli altri, perché non lo posso fare io? Senti, un'ultima domanda privata, ma sentimenti come stiamo? Oh, yes, perché tra l'Italia e l'Australia, sai, qui è un po' drammatico, nel senso, no, ma io ci sono 24 ore di volo. Io sono felicemente sposata. Ah, sei sposata? Oh, yes. E tuo marito sta in Italia o sta in Australia? Mio marito sta qui. Ah, sta qui? No, ma io vivo qui. Tu vivi però vado spesso in Australia. Andate insieme oppure ogni tanto vi dividete? No, se devo andare per lavoro chiaramente magari rimane qui, però adesso che vado in tournée in Australia perché esce questo disco, mi segue anche mio figlio Marcello. Ho anche un baby. Ah, anche un baby? E quanti anni ha? Marcello ha quasi 12 anni. Un baby, 12 anni potrebbe essere già fidanzato. Baby. Tra poco te lo trovi già fidanzato in casa. Infatti devo aspettare. Però è bella questa cosa, sai Gisella, vivere la musica, il mondo dello spettacolo, le tournée comunque con molta serenità come vivi tu, certo se va bene sono più contenta, chiaro. Se non spicco il volo, però intanto ho la mia famiglia, una cosa, un'altra, sono serena. Sono felice di quello che faccio, nel senso che quello che produco per rispecchiare la mia personalità, poi se la gente apprezza la mia musica è un'altra cosa, quello è gusto, quello è gusto. Però devo dire che ho avuto sempre un buon riscontro qui, anche in Australia, che poi vabbè è casa mia. E vado a fare questa tournée, 5 concerti adesso a Melbourne in giro. Sono molto contenta, insomma, perché secondo me bisogna essere un po' soddisfatti di quello che si ha. Brava, ogni tanto bisogna anche accontentarsi, tra virgolette. La parola non sembra bella, ma l'accontentarsi vuol dire anche essere soddisfatti di quello che si è creato, di quello che si è, poi aver creato comunque, avere una bella famiglia di base, aver creato un'altra famiglia. Riuscire a fare quello che uno desidera fare, che esprime al meglio nella sua personalità, beh, meglio di così. Senti, io ti faccio un in bocca al lupo grandissimo. Grazie mille, grazie. Quando ritorni in Italia mi farà piacere tantissimo se tu ritorni, così ci racconti come è andata la tournée. Magari cantiamo qualche canzone. Magari cantiamo qualche canzone, che canti tu che le meglio. Ecco, io un duettino? Ti posso fare da supporto. Io mi dicono sempre che ho la voce da maschio, quindi se vuoi un supporto maschile ci sono. Va bene. Ecco, è vero. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie a tutti. C'è? Non c'è? Io chissà perché mi sbaglio, no, c'è qualche minuto di pausa, ma proprio, che minuto? Qualche secondo e poi ritorniamo insieme. Sei sicuro che non c'è? Non c'è, va bene.